Un morto ed un ferito, sparatoria in un'azienda di Bagnoli di Sopra, regolamento di conti all'origine della violenza. Il ferito è riuscito a fuggire ed ha chiesto aiuto ad un benzinaio prima di crollare. La comunità è sconvolta, così il sindaco di Bagnoli dopo il dramma nel capannone. Ora, dice il primo cittadino, attendiamo di capire cosa possa aver provocato tanta violenza. Migliaia di persone per l'addio a Tiziana Massimiliano e al piccolo Lorenzo Carrer, morti nella solfatara di Pozzuoli, maxi schermo per consentire a tutti di assistere alla cerimonia. Precipita durante un'escursione sulle Dolomiti Friulane, vittima un giovane alpinista vicentino deceduto sulla cresta Leone nel comprensorio di Cimolais. Arrestato il rapinatore che il 10 settembre scorso agì in un'area di servizio della A4 nel Veronese. L'uomo si è arreso subito, piangendo davanti agli agenti, ha raccontato il suo dramma. Aggredisce e sequestra una escort per un'intera notte per rubarle i soldi guadagnati. I carabinieri di Padova arrestano un quarantenne di Piombino Dese. Bufera Bassano, docente di un liceo, firma l'incarico ma chiede subito l'aspettativa. Il preside la nega e l'insegnante si mette in malattia. La denuncia del dirigente scolastico. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con il dramma che si è consumato oggi a Bagnoli di Sopra in un'azienda al termine di un violento litigio, forse per motivi di lavoro. 2 colpi partiti da un fucile da caccia hanno raggiunto un uomo al torace, uccidendolo, e ferito gravemente una seconda persona. Quest'ultima, fuggita in auto sanguinante, ha chiesto aiuto in una vicina stazione di servizio. Ora l'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Sentiamo. Sono le 11 in via Ottava Strada, Bagnoli di Sopra, poche anime in giro in questo sabato di settembre. All'interno della LB, figlio del titolare, un giovane di origini siciliane, e un gruppetto di persone, 5, forse 6. Cosa accada? Non è ancora chiaro. Di certo scoppia un violento diverbio che finisce in tragedia. Uno dei presenti, forse il figlio del titolare, imbraccia un fucile da caccia e spara 2 colpi. Nello scoperto esterno, a ridosso di questo sollevatore, resta il corpo senza vita di un italiano, ferito mortalmente al torace. Fugge in auto, raggiunto dal colpo d'arma da fuoco allo stomaco un tunisino. 800 metri circa raggiunge questa stazione di servizio lungo la provinciale conselvana, scende dall'auto e stramazza al suolo. A soccorrerlo una delle cameriere. Ma c'eravate voi quando c'era lei? Sono sconvolte le 4 giovani accorse per fare quadrato sulla collega e amica. È arrivato questo ragazzo e basta, stava male e lei l'ha soccorso. Ha chiamato i carabinieri e l'ambulanza. Ha chiamato il 118 e l'ha assistito. Siamo sconvolte appunto per l'impatto che abbiamo subito. Il tunisino è ricoverato in ospedale a Padova, le sue condizioni sono molto gravi. Intanto i carabinieri iniziano a ricostruire i tasselli della vicenda. In caserma finiscono i principali sospettati della sparatoria, il figlio del titolare dell'azienda, specializzata nella sabbiatura e verniciatura di metalli, e le altre persone presenti. Nella zona industriale arriva anche il PM Maria d'Arpa, atteso dal nuovo comandante provinciale dell'Arma, colonnello Oreste Liborace. Una vicenda inquietante, tutta da chiarire, che sconvolge l'intera comunità. Ed è una comunità sconvolta, quella di Bagnoli di Sopra nel Padovano. Sentiamo nel prossimo servizio le parole del primo cittadino che abbiamo raggiunto al telefono. Sentiamo. La nostra comunità è scossa dalla vicenda, da questo fatto, e decisamente fatti di questo genere, uno, non erano mai accaduti, e secondo, speriamo non nascondino altre novità, ecco, particolarmente tristi. Il regolamento dei conti, bisogna capire anche gli inquirenti che cosa intendono per regolamento di conti. Decisamente siamo un po' preoccupati per la tragicità dei fatti. Quello che le forze dell'ordine stanno facendo è capire i moventi e tutto l'operato che ruota attorno a questo fatto. Nei prossimi giorni penso che ci sarà un evolversi della situazione e che ci aiuteranno proprio a capire tutta quanta la vicenda nella sua globalità.
Ed ancora cronaca, un giovane escursionista vicentino è deceduto in seguito ad un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla cresta del Leone nel comprensorio delle Dolomiti Friulane in comune di Cimolais. L'allarme è stato lanciato da uno dei compagni d'escursione che a piedi ha raggiunto il primo rifugio più vicino nella vallata, mentre un terzo escursionista si era fermato in quota nel tentativo di aiutare l'amico. Sul posto sono giunti i tecnici del soccorso alpino della Valcellina con l'elicottero, ma purtroppo per il giovane escursionista non c'era più nulla da fare. È stato arrestato il rapinatore che il 10 settembre scorso agì in un'area di servizio della A4 nel Veronese. L'uomo si è arreso subito e piangendo ha confessato agli agenti che cosa l'ha spinto a colpire. Sentiamo. Vi aspettavo. Poche sillabe pronunciate tra le lacrime e poi ancora singhiozzando. Vedendo in televisione quante rapine fanno, ho pensato di risolvere anch'io così i miei problemi, ma vedo che poi li prendete sempre. Si è fatto mettere le manette e ha aiutato gli agenti a trovare la pistola, che si è scoperto essere una scacciacani. Poi li ha seguiti verso il carcere. Loro, gli uomini della Polstrada di Verona, lo hanno chiamato Sad Robber, il rapinatore triste, e non poteva essere altrimenti, perché triste è anche il contorno di questa vicenda, triste e sconvolgente, come la disperazione possa trasformare un uomo a tal punto da mettergli in mano un'arma per compiere un colpo. Un 50enne vicentino disoccupato, arrivato all'ultima spiaggia. Che la rapina del 10 settembre scorso all'area di servizio Scaligera Ovest di Soave, lungo la 4, avesse elementi particolari lo si era capito fin da subito, perché il bandito, abbigliato con capi militari, passamontagna e impugnando un'arma, dopo aver sottratto 2000 euro al benzinaio, aveva chiesto scusa alla vittima sorpresa, spiegando che era costretto a fare quella rapina. Sono senza soldi, con le bollette e l'affitto da pagare e devo mantenere i miei figli. Poi era scappato perdendo alcune banconote. La targa della sua auto non era stata inquadrata dalle telecamere di sicurezza che tuttavia avevano ripreso il mancato funzionamento di uno stop posteriore. Per gli uomini della polizia stradale non è stato difficile verificare tra le uscite del casello di Verona Est la targa della macchina priva dello stop e identificato il proprietario che esibiva anche un piercing all'occhio destro che fuoriusciva dal passamontagna. Gli agenti lo hanno arrestato. Nessuna sorpresa li stava aspettando e li ha abbracciati piangendo. Una conclusione triste per una storia triste. Ancora cronaca, sequestra e rapina una escort per comprarsi la droga, arrestato un 40enne di Piombino Dese. Una notte di terrore in balia di un cliente che l'ha sequestrata e rapinata. Una 26enne escort padovana è riuscita a raccontare tutto ai carabinieri dopo aver rischiato di morire. Tutto risale al 18 settembre scorso. La giovane, contattata da un uomo con cui già aveva avuto dei rapporti, si era presentata nel suo appartamento a Piombino Dese. Appena entrata è scoppiata la furia violenta. Ha cercato subito di strangolarla e sotto la minaccia di un coltello si è fatta consegnare i monili in oro che aveva la donna. Non pago di questo, ha fatto salire in macchina e ha percorso un po' tutta la provincia di Padova, obbligandola a fare dei prelievi negli sportelli bancomat, dopodiché si sono fermati nella periferia di Padova per comprare dello stupefacente. Poi si è fatto accompagnare a casa e ha lasciato andare la 26enne sotto shock. Non è stato facile per i carabinieri individuare l'aggressore. L'uomo aveva dato un nome falso e aveva chiamato con un cellulare intestato ad un'altra persona. Dagli elementi forniti dalla vittima però sono risaliti a Mattia Favero, 40enne, arrestato per rapina e sequestro. Durante la perquisizione abbiamo sequestrato sia il coltello utilizzato durante le fasi della rapina e del sequestro di persona che un altro tirapugni pugnale molto pericoloso. Bandiere a mezz'asta e serrande abbassate questo pomeriggio a Fossalta di Piave. Migliaia di persone hanno voluto salutare Tiziana, Massimiliano e il piccolo Lorenzo Carrer, morti nella solfatara di Pozzuoli. Terremoti, alluvioni, solfatare sono in parte imprevedibili. Per la parte imprevedibile Maria ci insegna a stare. Ma per la parte di tragedia che si può prevenire e rimediare, Maria ci insegna a prevenire e a rimediare. Parole che mai come ora assumono un significato importante in una tragedia tanto grande e tanto difficile da capire. Signore, quanto è accaduto è una tragedia umanamente incomprensibile di fronte alla quale non riusciamo a trovare risposte.
La maglia numero 10, appoggiata sulla piccola bara bianca di Lorenzo, è stata adagiata davanti all'altare, in mezzo, quella dei genitori Massimiliano e Tiziana. Oggi è il giorno del dolore. In una chiesa, quella di Fossalta, gremita di gente, l'ultimo saluto alla famiglia Carreri, inghiottita dal cratere della Solfatara a Pozzuoli. Presenti anche i piccoli giocatori del rugby San Donà, compagni di squadra di Lorenzo, addosso la loro maglia bianco-celeste. Fra i banchi i colleghi di lavoro di Tiziana, tutti con la divisa dell'agenzia di controlli dell'aeroporto Marco Polo. All'ingresso della chiesa una cassettina per raccogliere delle offerte per Alessio, il bimbo di 7 anni, unico superstite della famiglia. A celebrare le esequie Don Marino e Don Umberto, parroci di Fossalta e Meolo. Un'omelia toccante, il ricordo di questa famiglia, dei loro sogni, del piccolo Lorenzo, poi il pensiero che corre ad Alessio. O Signore, veglia su Alessio, che troppo presto ha conosciuto il dolore e la sofferenza di essere privato dagli affetti più cari che potesse avere e che porterà dentro di sé per tutta la vita una ferita che non si rimarginerà più. Fra le autorità presenti, i sindaci di Meolo, Fossalta e Pozzuoli, dove è avvenuta la tragedia, il vicepresidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin, e Carlo Boffi, il prefetto di Venezia. Tante le testimonianze, i ricordi e le parole commoventi di un compagno di classe di Lorenzo. La tua mancanza nella classe si sente molto e che a guardare quel banco vuoto ci mette molta tristezza. Oggi è il giorno del dolore, serrande abbassate, bandiera a mezz'asta, è lutto cittadino. Fossalta si è fermata e per salutare la famiglia Carrer rimane quel dolore immenso, quelle 3 bare allineate e l'immagine bellissima di un momento felice a Venezia. Anche Treviso si adegua ai provvedimenti antiterrorismo che molte città d'Italia ed Europa stanno adottando. Da oggi l'accesso a Ponte San Martino e Corso del Popolo sarà chiuso, oltre che dalle transenne, anche da un mezzo della polizia locale. Barchi antiterrorismo, si parte da oggi pomeriggio all'ingresso di Ponte San Martino. Le consuete transenne sono presidiate da un mezzo della polizia locale che impedisce fisicamente ad auto e furgoni di poter accedere alla zona pedonale affollata da chi passeggia e fa shopping, e allo stesso tempo permette il passaggio degli autobus, scena che si ripeterà ogni sabato pomeriggio e domenica. Ottemperiamo a queste norme antiterrorismo che ci sono state espressamente richieste dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Già da oggi è partita la presenza della nostra polizia locale, che abbiamo deciso di istituire qui fisicamente, perché in questo modo c'è la possibilità comunque di tenere in giornate particolari, come soprattutto il sabato pomeriggio, tenere monitorata tutta quanta questa zona. Nelle prossime settimane saranno posizionate anche le fioriere richieste dalla prefettura per impedire l'accesso ad alta velocità in Calmaggiore e nella zona del mercato. I pesanti portafiori sono già stati ordinati. Vogliamo dire a chi la città la vive, a chi la città la frequenta per acquisti o per venire a passeggiare, che la città non è blindata. Zona tutta particolare, quella tra Ponte San Martino e Piazza Borsa. La presenza fissa di un mezzo della locale punta a diventare un ulteriore deterrente contro la microcriminalità e le bande di ragazzini un po' troppo vivaci, fenomeni già monitorati attraverso il controllo di vicinato. Abbiamo istituito anche una zona, un'ulteriore zona di controllo che verrà, oltre che dai commercianti, dai residenti, verrà presidiata anche dalla polizia locale, sempre naturalmente un presidio mobile, perché occorre controllare a 360 gradi. Ed ora andiamo a Bassano, dove un docente fresco di nomina chiede l'aspettativa, ma vedendosela negare presenta un certificato di malattia. Il preside però non ci sta. Sentiamo. Un docente nominato ha preso il servizio il 1° settembre e poi se ne è tornato giù in una regione del sud e non è più ritornato al nord, lasciando ovviamente in difficoltà la scuola. Il caso scoppia alla ripresa delle lezioni a Bassano del Grappa. Un docente di diritto, fresco di nomina, avvocato del Sud Italia, arriva nella Pedemontana Veneta, prende formalmente servizio, firma gli incartamenti, saluta, stringe le mani e poi chiede di poter essere messo in aspettativa. Davanti a quella richiesta, da non neppure iniziato, il preside non riesce ad accontentarlo ed è a quel punto che avviene quello che nessuno si aspetta. Nel momento in cui ho negato l'aspettativa di 2 mesi, 1 mese, 3 mesi,
mi è arrivato il certificato medico. È chiaro che nascono tanti dubbi. C'era un vecchio politico che diceva a pensar male qualche volta si indovina. Non è il primo caso, racconta il preside, che ha deciso di sfogarsi pubblicamente. C'è un aspetto che non è trascurabile per un insegnante per giunta di diritto, un aspetto che non può sfuggire ad uno che deve educare. Prima o poi questo prof ritornerà in classe e gli chiederò una lezione immaginando che abbia di fronte i suoi figli una lezione su come lui risponderebbe rispetto a tutte le perplessità che noi abbiamo su questo comportamento che non è corretto. Torniamo ora a Bagnoli per parlare di profughi che avevano molestato delle donne del paese. Dopo la decisione della Procura di archiviare il procedimento, anche il sindaco si dice pronto ad aiutare il sindacato che sostiene le lavoratrici del centro che avevano appunto denunciato le violenze. Sentiamo. Le operatrici e lavoratrici andavano tutelate molto prima e devono continuare a essere tutelate, soprattutto nel senso che deve essere riconosciuto il colpevole e dato alla giustizia. Il sindaco di Bagnoli si schiera al fianco delle lavoratrici di una cooperativa che faceva le pulizie all'interno del lab di San Siro. Le donne alcuni mesi fa avevano denunciato le molestie da parte dei profughi. La procura di Padova però nelle scorse ore ha deciso di archiviare il procedimento per le difficoltà nel riconoscimento degli autori dei presunti abusi, nonostante le dipendenti avessero detto di essere in grado di fornire elementi utili per l'identificazione. Una decisione che ha gettato nello sconforto le lavoratrici che dopo la denuncia avevano avuto anche delle ripercussioni dal punto di vista lavorativo. Ha fatto benissimo il sindacato a fare ricorso, come istituzione aiuto anch'io per questo ricorso, per quello che c'è necessità e soprattutto dobbiamo arrivare a dare i responsabili alla giustizia. Intanto emerge un altro episodio inquietante a Bagnoli che riguarderebbe una nigeriana ospite nella struttura di accoglienza. Una dei migranti è stata appunto trovata con delle ferite, seminuda, proprio questa notte, probabilmente vittima effettivamente della tratta delle schiave del sesso, e questo mette in risalto come la gestione dei migranti, ma soprattutto delle donne migranti, sia estremamente complessa. Abusata dopo essere stata stordita con il cloroformio prima di essere uccisa. Sono macabri i dettagli che emergono dall'autopsia sul corpo della povera Anastasia Shakurova, uccisa al 5° mese di gravidanza assieme al fidanzato dal professore di inglese di lei, Stefano Perale. Sentiamo i dettagli. Una conferma terribile e atroce quella giunta dall'esito dell'autopsia sul corpo di Anastasia Shakurova, la trentenne di origini russe uccisa nella notte dello scorso 17 giugno, incinta al 5° mese di gravidanza. Il suo assassino, Stefano Perale, ha abusato di lei dopo averla tramortita e dopo aver ucciso il suo fidanzato con la scusa della cena di commiato in via Abruzzo a Mestre. La macabra conferma delle attenzioni sessuali a conclusione degli accertamenti disposti dal magistrato che coordina le indagini, Giorgio Gava. Secondo il medico legale la ragazza era ancora viva, anestetizzata con cloroformio e un potente sonnifero, quando Perale l'ha sottoposta ad attenzione a sfondo sessuale per poi soffocarla a morte. L'ora presunta del decesso collocata attorno alla mezzanotte, l'autodenuncia alle 3 del mattino, quando Perale ha telefonato al 113. Dopo aver cercato, senza riuscirci, di sbarazzarsi del cadavere sia della ragazza sia di quello del fidanzato di lei, Biagio Bonuomo, 31 anni, ingegnere aeronautico della provincia di Caserta, colpito alla testa e ucciso con una spranga di ferro, come ha confermato l'esame autoptico. A far luce sulle macabre modalità del duplice delitto contribuiscono anche i video che Perale ha girato con il suo cellulare eppure con una macchina fotografica, dove viene inquadrata la povera ragazza e si vede anche il professore di inglese. Il giudice ha fissato per il mese di dicembre l'udienza nel corso della quale dovranno essere discusse le conclusioni del suo perito e dei consulenti di parte nominati dalla procura, dalla difesa e dai legali di parte civile. Dallo stupro all'esame per entrare in polizia, la rivalsa della giovane trevigiana che 6 anni fa fu aggredita e violentata nei pressi della stazione ferroviaria.
La violenza, lo shock, la lunga, dolorosa ripresa, ma la giovane studentessa trevigiana che il 24 ottobre del 2011 fu vittima di una violenza sessuale dietro la stazione dei treni è stata capace di riprendere in mano la sua vita, laurearsi e specializzarsi in criminologia e ora, come aveva promesso 6 anni fa, sta preparando l'esame per entrare in polizia, così da essere utile a sua volta a chi dovesse averne bisogno. La ragazza, che oggi ha 27 anni, stava andando all'università quella drammatica mattina quando il colombiano Julio César Aguirre Zuluaga, allora 26enne, la aggredì alle spalle poco dopo l'accesso da via Dandolo al sottopasso che porta ai binari. La violenza sessuale, le indagini, la rocambolesca cattura di Zuluaga, nel frattempo fuggito in Francia per arruolarsi nella legione straniera da parte della polizia. Il processo sostenuto con forza e lucidità dalla giovane vittima, sempre presente in udienza, faccia a faccia con il suo aggressore, condannato poi a 7 anni di reclusione e rinchiuso in carcere a Santabona. Per lei una faticosa ma costante rinascita, la laurea, la specializzazione, ora la nuova sfida, entrare in polizia dove chi all'epoca la aiutò spera di accoglierla presto come collega. Ed ora le ultime novità sul nuovo ospedale di Padova al servizio. Ho parlato con il sindaco, mi attendo una decisione. Lasciamo ancora modo di vedere le carte, perché voglio ricordare che il percorso non è che qui stiamo facendo un dibattito, io lo voglio vecchio sul nuovo, su dove c'è il vecchio, e l'altro lo vuole il nuovo da un'altra parte. Siamo arrivati alla condizione di dire va realizzato nuovo su un'area nuova, semplicemente perché il tavolo tecnico dell'università, la regione, l'Istituto Oncologico Veneto, l'azienda ospedaliera, il comune di Padova, la provincia di Padova hanno definito in base ai dati dei tecnici che la soluzione più competitiva è farlo nuovo. Il sindaco Giordani è pronto a spostare il sito del nuovo ospedale e a rinunciare all'ipotesi nuovo su vecchio qualora venisse dimostrato che non è una strada percorribile. Ragionevolezza e tempi veloci, lo chiede il governatore Luca Zaia, ma lo chiedono anche i padovani che vogliono una sanità d'avanguardia. Sul nuovo ospedale c'è un piccolo spiraglio. L'importante è che il sindaco decida in tempi brevi, ci viene da dire. Nel frattempo c'è stato un contatto con Luca Zaia. Io non do ultimatum a nessuno, penso che poi c'è la ragionevolezza del fatto che bisogna comunque decidere. Comunque il sindaco di Padova già potrebbe darci una risposta, se ci dà Padova Est oppure no. Giordani dice di voler decidere entro Natale. Speriamo che la decisione non venga rimandata, visto che da anni ormai la politica padovana sembra allungare i tempi. Dal governatore Luca Zaia intanto parole chiare dirette al sindaco. Sono 7 anni di carte e quello che dice il sindaco oggi lo ha detto Luca Zaia nel 2010, lo ha detto Massimo Bitonci quando è stato eletto, però poi dalle analisi ne viene fuori che avventurarsi con un nuovo ospedale dove c'è il vecchio vuol dire il confrontarci con una decina di siti archeologici all'interno dell'area, vuol dire confrontarsi con tutta una serie di problemi che non sono poi così banalmente liquidabili. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. TG del Veneto, rieccoci in studio. Il governo ha impugnato la legge regionale che rende obbligatoria l'esposizione della bandiera veneta negli uffici pubblici, individuando in questo provvedimento uno sconfinamento del Consiglio regionale nell'ambito legislativo di prerogativa statale. Pronta la risposta del governatore Zaia, Roma accusa il Veneto di cercare sempre la rissa, ma quelle a cui in realtà assistiamo sono scelte di un governo il quale, con tutti i problemi nazionali ed internazionali che è chiamato ad affrontare, non trova niente di meglio da fare che impedire ad una regione di esporre la propria bandiera. E torniamo a parlare di autonomia, perché il caso Sappada rinnova le volontà autonomistiche della provincia di Belluno. Sentiamo. Il sì del Senato alla richiesta di Sappada di lasciare il Veneto e tornare in Friuli Venezia Giulia getta benzina sul fuoco del desiderio autonomista dei comuni bellunesi. Alcuni ci hanno già provato con un referendum a partire dalla Mon nel 2005, apripista della voglia dei comuni di confine di varcare la frontiera regionale, seguito da Sovramonte, Cortina d'Ampezzo, Livina Longo Col di Lana, Colle Santa Lucia e poi Taibonne, Voltago a Gordino. Gli altri ci sperano con il referendum del 22 ottobre che per i bellunesi sarà doppio. Si voterà per l'autonomia del Veneto, ma anche per una maggiore autonomia della provincia di Belluno. È chiaro che la decisione del Senato per Sappada, se seguirà anche il sì della Camera, rischia di innescare un effetto domino. Ci sono decine di comuni in Veneto e non solo nel bellunese che possono
ambire alla stessa situazione di trasferimento, di passaggio ad altra regione di Sappada, ma il tema vero è che la politica deve agire per evitare che ci siano sperequazioni di carattere economico e sociale tra territori ordinari e territori a statuto speciale, che è la molla vera di ogni trasferimento di comune. L'autonomia del bellunese è il cavallo di battaglia del BARD, Movimento Belluno Autonomia Regione Dolomiti, che vede nel riconoscimento di maggiore autonomia alla provincia dolomitica l'unica via affinché la montagna continui a vivere e ad essere abitata. La provincia di Belluno, interamente alpina e con particolari condizioni incastrata fra due province e regioni a statuto speciale, ha bisogno di maggiore autonomia e di maggiori risorse. Con le risorse che abbiamo adesso non siamo in grado di vivere dignitosamente in montagna. Per questo motivo sosteniamo 2 sì convinti il 22 ottobre, sia al referendum per l'autonomia del Veneto e un sì anche al referendum promosso da tutti i sindaci della provincia di Belluno per maggiori autonomie alla nostra provincia. Ed ora il fronte dei contrari, di chi il 22 ottobre invita a non andare a votare per il referendum per l'autonomia del Veneto. Inutile e indeterminato, così bolla al referendum per l'autonomia del Veneto il capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Treviso, Giovanni Tonella, dimostrando la profonda spaccatura all'interno dei democratici sul referendum nonostante gli appelli all'unità della segreteria regionale. L'invito di questa parte del PD agli elettori è quella di restare a casa il 22 ottobre, di astenersi dunque per non dare forza alla consultazione. Mi sembra un referendum assolutamente inutile e assolutamente indeterminato. Io non riesco a capire oggettivamente perché si perda così tanto tempo. Nel 2007 c'è stata una delibera regionale che chiedeva al Presidente della Regione Veneto di iniziare la trattativa con lo Stato per sviluppare maggiore autonomia. Nel 2007, adesso se non sbaglio siamo quasi al 2018, quindi se non sbaglio sono passati 10 anni. A me pare che si stia perdendo solo tempo. Tonella rimarca la necessità di aprire la trattativa con lo Stato. Che si inizi la trattativa su delle competenze specifiche su cui si fa l'analisi costi-benefici, che si faccia qualcosa, invece mi pare che si facciano proclami, chiamate alle armi inutili. Ed è tutto per questa edizione. In chiusura come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo con il meteo. Buona serata. Tempo in peggioramento su alcuni settori delle nostre regioni, scopriamo in quali con il dettaglio. Sul Veneto foschie mattutine, però sarà soleggiato altrove. Con il passare delle ore giungono più nubi, con tempo in peggioramento un po' ovunque e temporali diffusi. Temperature minime che raggiungeranno i 12-15 gradi, le massime invece saranno comprese tra i 20 e i 22 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevediamo un ampio soleggiamento, tuttavia peggiorerà con l'arrivo di temporali localizzati però soltanto sull'Udinese. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra i 12 e i 16 gradi, i valori massimi sui 21-23 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà lievemente instabile con rovesci e temporali sparsi, specie sul Trentino e sui confini alpini, più asciutto e soleggiato altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature, le minime raggiungeranno gli 11 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 23-26 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti invece saranno deboli e da sud-est. Per ora dal meteo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.